Ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo di politica agricola comune, di PAC, della riforma, dell'iter di riforma della PAC. Siamo in collegamento con il dottor Andrea Povellato del CREA, Centro di Ricerca Politiche Bioeconomie, responsabile per il Veneto. Grazie Andrea per essere oggi qui con noi. Quindi dicevo, parleremo di PAC, finalmente l'iter di riforma della PAC post 2020, che poi sarà 21, poi vedremo perché ha ripreso a galoppare dopo che nelle scorse settimane c'è stato l'accordo sulla posizione negoziale in sede del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Sono stati 2 anni e mezzo di trattative che sono sotto ben 5 presidenze dell'Unione Europea, questa è anche a dimostrazione dell'iter che si è un po' allungato. Andrea, perché c'è stato un iter così lungo? E poi vediamo quali sono gli elementi quindi, di novità di questa riforma, di questa ennesima riforma della PAC. Benissimo, intanto buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio per l'invito. Allora, forse vale la pena di ricordare che la programmazione a livello europeo si svolge su 7 anni. Vengono impostati dei piani che nella prossima politica agricola comune si chiameranno piani strategici per una durata di 7 anni. Attenzione perché questa è una cosa che a noi italiani forse riesce un po' strana, no? Noi non siamo abituati a questo genere di programmazione, di solito si fanno interventi di più corto respiro, cambia il governo, cambia l'intero piano, l'impianto della cosiddetta programmazione nostra. Lì invece a livello europeo quello che viene richiesto, e non è una novità, perché almeno dall'inizio degli anni del nuovo millennio, questo è ormai il terzo periodo di programmazione in cui l'Unione Europea decide come allocare le risorse finanziarie che vengono raccolte da tutti gli Stati membri. Ricordo che l'1% circa dell'intero valore aggiunto dell'imposta per il valore aggiunto va all'Unione Europea per questi interventi e impostare appunto l'azione per i 7 anni successivi. Quello che non è coordinato a livello europeo è quello della data delle elezioni del Parlamento. In questo caso specifico, le elezioni sono cadute proprio nel momento in cui c'è stato il passaggio da una programmazione all'altra. Il vecchio Parlamento si è trovato a impostare, e la vecchia Commissione ovviamente, anzi, in primis, a impostare i primi lineamenti della nuova riforma della PAC, ma ovviamente poi tocca al nuovo Parlamento decidere come applicarla e anche come dividere i fondi. Il fatto che sia andati avanti, sì, dimmi. Adesso ci siamo, c'è il nuovo... Sì, esatto, ci siamo e ovviamente di mezzo c'è anche quello che è successo col coronavirus e questi ormai 6 mesi, e speriamo che non si prolunghi molto questo periodo così transitorio, hanno creato diversi problemi, ma ci sono anche da quel punto di vista delle novità. Se vuoi partiamo subito con il discorso delle risorse finanziarie. Sì. Esattamente, queste qui, praticamente questa è la decisione ormai definitiva, perché già nel passato, ogni volta che si doveva discutere nei dettagli di come la politica agricola comune dovesse essere sviluppata, in primis c'era da dire ma di quante risorse finanziarie stiamo parlando. Bene, ora la cosa è stata definita con la decisione del Consiglio dei Ministri. La novità per quanto riguarda l'Italia, che non è una novità in realtà perché conferma più o meno le dotazioni finanziarie della passata programmazione, è che per i prossimi 7 anni l'Italia avrà a disposizione 25 miliardi, stiamo parlando di 7 anni, per la cosiddetta politica del primo pilastro, i pagamenti diretti, e altri quasi 10, 9,7 miliardi per lo sviluppo rurale. Quindi le meno sono quelle della volta. Queste sono le risorse, come dire, della PAC tradizionale, del bilancio
agricolo, del bilancio, anzi del bilancio comunitario complessivo. La novità è che c'è quello che noi chiamiamo il Recovery Fund, che in realtà a livello europeo si chiama Next Generation European Union. Sono risorse per lo sviluppo rurale attivate per fronteggiare l'emergenza Covid, e all'agricoltura italiana è stata assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 1,2 miliardi. Dovete pensare che questo 1,2 miliardi non viene spalmato su 7 anni, ma è a disposizione per i prossimi 2 anni, 2021-2022, quindi aumenta di più del 10% quanto già disponibile per lo sviluppo rurale, ma in realtà lo aumenta in 2 anni, quindi una cosa veramente interessante. Tra l'altro col cofinanziamento nazionale questa cifra potrebbe essere raddoppiata, cioè arrivare a 2,4 miliardi. L'idea è di spendere queste risorse per investimenti, giovani e agroambiente. Quindi Andrea, abbiamo fatto brevemente il quadro finanziario e hai già anticipato in pratica forse quelli che sono gli elementi essenziali della nuova PAC. Entriamo un attimo più nei dettagli, quindi quelli che possiamo dire saranno gli elementi di novità della futura PAC. Esattamente, perché in realtà quello che ho detto io fino adesso riguarda le dotazioni finanziarie. Tutto bene, non diminuiscono le cifre, anzi aumentano purtroppo a causa di un evento infausto come il Covid, e quindi va bene da questo punto di vista. Però il problema, come al solito, ormai lo sappiamo perché anche sui giornali viene sempre fuori, no? Come verranno spese queste risorse finanziarie, su quali progetti si intende puntare e come si deciderà di spenderle queste risorse. E qui cominciano a sorgere interrogativi, dubbi anche sulla capacità delle nostre amministrazioni, vuoi a livello nazionale e regionale, che in media, e sappiamo bene che c'è una certa differenza anche a livello di amministrazioni regionali, se sapranno veramente rispondere a questa sfida. Da questo punto di vista io credo che noi nel Veneto abbiamo un'amministrazione ben più capace di tante altre amministrazioni, inutile dirselo. Quindi, definito il quanto, il problema è adesso di definire il chi e il come, cioè arrivare un attimo a specificare bene come si intende procedere. Ecco, da questo punto di vista c'è da dire che l'Europarlamento sulla decisione che ha preso, anzi facciamo un passo indietro, esiste la proposta della Commissione, esiste una decisione anche sul chi e sul come da parte del Consiglio dei Ministri, esiste anche una presa di posizione, un'approvazione da parte dell'Europarlamento. Questi 3 attori fanno parte del cosiddetto trilogo, cioè adesso, una volta appunto sulle risorse finanziarie non si discute, sul come e sul chi, su come spenderle, su chi riceverà questi soldi, parte il trilogo che dovrebbe durare, qui non ho non ho la sfera di cristallo, ma senz'altro almeno un mese o anche di più, ovvero per essere preparati alla fase di transizione del 2021-2022. In questo trilogo non sono altro che delle negoziazioni tra la Commissione, l'Europarlamento e il Consiglio dei Ministri. Alla fine, quando si raggiunge quello che inevitabilmente sarà un compromesso tra chi vuole una cosa e chi vuole l'altra, si arriveranno alle misure definitive. Teniamo conto che rispetto al passato, con questo nuovo periodo di programmazione avremo 2 anni di transizione, il 2021-2022, non è possibile nell'arco di un mese scrivere il nuovo piano di sviluppo rurale, ad esempio, da parte delle regioni. Poi dal 2023 inizierà il nuovo piano di sviluppo rurale a valere per i successivi 5 anni. In questi 2 anni... Sì. Scusa Andrea, quindi stiamo passati al secondo pilastro, non è solo il secondo pilastro, è anche il primo pilastro, nel senso che nei prossimi 2 anni si procederà sia per il primo pilastro che per il secondo con le regole precedenti, ma con alcuni paletti.
alcuni paletti che fanno riferimento alla nuova politica agricola comunitaria che diventerà assolutamente sì, concreta nel 2023. Come dire, è un periodo di transizione, un po' quello che era avvenuto con l'ELCEC se non ricordo male, nel 2009. Dopo solo 2 anni di partenza della vecchia PAC, dopo 2 anni era arrivato un primo segnale di ridirezionamento. Questa volta ecco. Senti Andrea, sulla proposta della se noi consideriamo e prendiamo in considerazione la proposta della Commissione, si intravedono delle novità assolute? Allora, ci sono delle novità, se vogliamo assolute, qualcosa invece, su qualcosa si è ritornato indietro, difatti, come dire, per gli appassionati di queste cose, seguire queste negoziazioni è abbastanza interessante. Allora, la Commissione, innanzitutto, per lo schema generale dei piani strategici nazionali, che è questo nuovo strumento che andrà a concretizzarsi dal 2023, la Commissione aveva adottato un approccio di dire, bene, stabiliamo di concerto l'Unione Europea con gli Stati membri degli obiettivi ex ante da raggiungere e ognuno definisce il proprio piano strategico, scegliendo delle azioni che permettano di raggiungere questi obiettivi senza che la Commissione e l'Unione Europea metta gran voce a riguardo. Andiamo a vedere a fine periodo se questi obiettivi sono stati raggiunti. Se sono stati raggiunti va tutto bene, se non sono stati raggiunti ovviamente per il Paese membro c'è un problema di spiegare perché si sono spesi male i soldi. E questo mi pareva un approccio anche molto interessante, direi, no? Si parla sempre di come di spendere al meglio i soldi. Ecco, da questo punto di vista l'Europarlamento, come dire, ha tirato un po' il freno, cioè si è un po' ritornati al passato, nel senso che non si delegano così tanto i Paesi membri a fare quello che preferiscono, a impostare le politiche come preferiscono, perché il rischio, secondo loro, è che si passi a una rinazionalizzazione degli interventi, e questo da un punto di vista dell'approccio comunitario non va bene. E quindi in un certo senso, da un lato si è deciso che l'Unione Europea già dia delle linee direttrici su cui lavorare, quindi con un elenco di misure e così, e poi una novità importante per noi in Italia, sappiamo quanto lo è, di ridare spazio alle regioni. Stiamo parlando ovviamente della parte dello sviluppo rurale che, bene o male, nell'impostazione della Commissione veniva gestita all'interno dei piani strategici nazionali. Sembra, però ripeto, siamo nell'ambito del forse ancora, perché non è ancora deciso nulla a riguardo, sembra che rivenga dato spazio alle regioni, così come ai Länder tedeschi, che anche loro hanno più o meno lo stesso problema. Senti Andrea, possiamo dire che la nuova PAC, che la futura PAC, metterà al centro le questioni ambientali o è solo fumo? Allora, qui c'è, negli ultime settimane, anche tu avrai sentito, anche chi ci sta ascoltando avrà sentito le grosse discussioni, polemiche al riguardo. Allora, in estrema sintesi, abbiamo innanzitutto che il greening, quello che era stato una delle armi, come dire, delle direzioni ambientali della precedente programmazione, viene internalizzato nella condizionalità, quindi non è che non c'è più, c'è, ma diventa un vincolo per poter accedere ai pagamenti diretti. E avremo anche la richiesta di destinare alle aree ecologiche il 10% della superficie anziché il 7% come era nella precedente programmazione. Poi la cosa importante per quanto riguarda i pagamenti diretti, io prima avevo parlato di 25 miliardi e di 10 miliardi, no? Per i pagamenti diretti e 10 miliardi per lo sviluppo rurale, quindi significa che i pagamenti diretti, il primo pilastro, continuano a essere il cuore dell'intervento finanziario della PAC. Ecco, in questo caso
ogni Stato membro dovrà organizzare quelli che vengono chiamati gli ecoschemi. Ecoschemi significa delle misure ambientali che devono riguardare, e qui di nuovo andremo a negoziare, almeno il 30% di questi pagamenti secondo l'Europarlamento o almeno il 20% secondo il Consiglio dei Ministri. La ministra per l'agricoltura italiana è a favore di una non eccessiva importanza a questi ecoschemi, per una motivazione in parte ragionevole, in parte meno, a mio avviso, che è dovuta al fatto che l'ecoschema porta via spazio alle misure agroambientali dello sviluppo rurale. Ricordiamoci che nello sviluppo rurale è stato deciso che almeno il 37% di queste misure devono essere destinate a interventi per l'ambiente. C'è poco da fare, il discorso ambientale diventerà sempre più importante, ma questo è nella logica degli interventi dell'Unione Europea, che è sempre più rivolta alla sostenibilità e comunque a percorsi virtuosi da parte dell'agricoltura che dovrebbero coglierne le opportunità. Da questo punto di vista le polemiche sono state tante, forse in alcuni casi un po' pretestuose, se vogliamo, dagli ambientalisti che hanno parlato di una PAC che non risponde alle esigenze della società. Dall'altra parte però, a mio avviso, nel caso delle organizzazioni professionali, cosa succede? Che ogni volta che si parla di ambiente viene fuori sì, ma c'è anche la sostenibilità economica. Bene, se continuiamo su questo fatto di definire le cose nero, un po' bianco o nero, no? O ambiente o economia, io ho l'impressione che non andiamo da nessuna parte. Il problema è, a mio avviso, e anche di commentatori ben più famosi di me, è di cogliere le opportunità, di andare avanti con un'agricoltura che utilizzi al meglio le tecnologie disponibili. Sappiamo quello che ormai sta venendo fuori con le nuove tecnologie digitali. Dovremmo anche fare i conti con le nuove frontiere della genetica, no? Il genome editing è senz'altro una cosa su cui bisognerà riflettere adeguatamente senza mettere dei no così prestabiliti. E questo perché un'agricoltura di qualità, che è quello che vuole il consumatore, deve avere anche una valenza ambientale forte. Certo. Andrea, ci siamo spinti ben oltre il nostro tempo consueto a disposizione. Ti ringrazio, so che gli argomenti sono interessanti e numerosi, ci ritorneremo, magari ci daremo appuntamento ancora nei prossimi mesi per entrare un po' più nei dettagli dei singoli provvedimenti. Ringraziamo il dottor Andrea Povellato del CREA per essere stato oggi qui con noi, abbiamo parlato della riforma della PAC, ci ritorneremo, grazie ancora e ci diamo appuntamento alle prossime occasioni. Arrivederci a tutti. Grazie mille, arrivederci.